Oggi parliamo di salvaguardia del territorio, dell'ambiente, in occasione della settimana della bonifica e dell'irrigazione, settimana nazionale che è dal 7 al 15 maggio. E però vi ricordo che abbiamo anche il nostro angolo relativo al gioco e tra poco giocheremo, quindi prendete nota, prendete carta e penna perché sta per iniziare Pronto Antenna 3. Il gioco che vi permetterà di accumulare punti e diventare lo spettatore numero 1 di Antenna 3, quindi far parte anche della nostra community, della nostra famiglia. Il numero da chiamare adesso è 013 11 97 7266. Vi ricordo che è completamente gratuito e potete chiamare sia da rete fissa che da cellulare. Chiamate perché più chiamate e più avete l'opportunità di accumulare punti e quindi diventare, come vi dicevo, spettatore numero 1 di Antenna 3. Torniamo alla settimana della bonifica. Io vorrei anche con degli esempi, perché a volte diamo per assodato che la gente conosca tutto, no? E non è così. Cercare di scoprire con voi qual è proprio il ruolo, magari anche con degli esempi, Presidente, dei consorzi di bonifica, come sono organizzati, che mole di lavoro sostengono i consorzi, gli addetti, insomma entriamo proprio a conoscere virtualmente come siete fatti. Bene, intanto è opportuno spiegare che i consorzi di bonifica, come natura la vuole, fanno gestione e manutenzione del territorio, gestione e manutenzione delle opere che sono state fatte negli anni, costruite con finanziamenti nazionali, regionali e comunitari e poi dati in concessione ai consorzi perché la gestione di questi impianti sia efficiente ed efficace. Questa gestione di questi impianti è a carico in modo federalista, quindi innovativa ma vecchia, passatemi, quindi vecchia ma anche innovativa, perché questo ci dà modo che le risorse tramite i nostri contribuenti che raccogliamo nel territorio, restino a beneficio del territorio e questo appunto per manutentare le nostre opere. Perché le opere non basta costruirle, le opere vanno manutentate, tenute in efficienza, in efficacia e sempre al massimo della disponibilità. Facciamo degli esempi molto semplici, pensiamo a delle idrovore, passano mesi prima che un'idrovora possa essere accesa e utilizzata, però se non è manutentata questa idrovora nel momento in cui serve magari non mi va in funzione. Pensiamo a tutto il servizio di irrigazione che facciamo da oggi, anzi in questi giorni, forse da ieri, dall'altro ieri in avanti, quindi significa 1200 persone in Veneto, diciamo così, disposizione 24 su 24, 365 giorni all'anno appunto per dare una risposta concreta, per tenere appunto in ottimo stato le nostre opere e per poterle così adoperare in momenti di difficoltà. Questo lavoro silenzioso che si vede poco, questo lavoro silenzioso perché ormai è dato per assodato, è dato per scontato che le idrovore devono funzionare, che gli impianti funzionino, che tutto funzioni. Magari ci si dimentica che per far funzionare questi impianti petrolini in efficienza ci vogliono delle risorse e queste sono le risorse che noi chiediamo come contributo ai nostri contribuenti. Ecco, direttore, parlavamo appunto di lavoro quotidiano, 365 giorni l'anno, a livello nazionale il dato è che voi distribuite 1 miliardo di metri cubi d'acqua all'anno e naturalmente la regione Veneto è una regione anche più complessa, più particolare, abbiamo visto anche più fragile rispetto ad altre regioni italiane. Ecco, cerchiamo di far capire proprio anche dopo quello che ha detto il Presidente qual è proprio la vostra funzione. Ci ritorniamo ancora sopra al concetto della manutenzione quotidiana del territorio. I consorzi si occupano sia di bonifica che di irrigazione. Se parliamo di bonifica e se parliamo anche di risorse, visto che le risorse che hanno a disposizione i consorzi di bonifica sono messe attraverso il contributo da parte dei proprietari degli immobili che risiedono all'interno di queste aree, si aggirano a circa 100 milioni di euro all'anno che questi enti, i nostri consorzi, mettono nella manutenzione quotidiana
del territorio. Quando noi abbiamo osservato durante i periodi emergenziali quello che è successo e abbiamo constatato tutti la fragilità di un Veneto che sembrava molto sicuro rispetto a quello che stava capitando in giro per l'Italia da qualche anno. Nella percezione di tutti era un Veneto tranquillo, fatto di sicurezza. In questi giorni, partecipando degli incontri, abbiamo coniato, non so, anche un termine, cioè in realtà il nuovo territorio, così come lo vediamo, è veramente un territorio artificiale, perché non sarebbe stato così se dall'epoca della Serenissima in poi non si fossero fatte opere straordinarie che hanno conformato il nostro Veneto così come lo vediamo oggi. Addirittura ha cambiato il corso dei fiumi. Perfetto. Posso fermarla un attimo, Sì. direttore, perché abbiamo una telefonata in attesa, ma poi vorrei riprendere questo argomento. Pronto? Sì, buongiorno, guardi, mi hanno collegato nel momento giusto, io telefono da Venezia e volevo proprio parlare anche di questo, cioè nel senso che questi consorzi tutelano anche la laguna di Venezia, perché io penso che quando c'è l'acqua alta qui non arriva solo dal mare, ne arriva moltissima anche dai fiumi, per cui appunto volevo sapere anche questo, cioè fino a quando viene interessata anche la laguna di Venezia. Grazie molte, buongiorno. Grazie per questa domanda molto interessante. Chi è che vuole rispondere? Posso provare io? Sì, certo, Luigi De Lucchi. Sì, di fatto l'area dove ricade il centro abitato di Venezia, a meno che non ci si riferisca a Mestre, ma Venezia non è area di consorzio di bonifica, lo è invece Mestre e tutta la terraferma. I consorzi di bonifica quindi non agiscono nell'ambito del centro abitato di Venezia, però sicuramente la loro attività ha un riflesso più in termini qualitativi che in termini quantitativi, nel senso che i consorzi di bonifica partecipano all'attività della Regione per il risanamento delle acque nel bacino scolante e tributario della Laguna di Venezia, e quindi attraverso questi interventi viene garantita una qualità delle acque all'interno della laguna che sicuramente ha un riflesso sulla qualità della vita anche di Venezia. Certo, questi interventi è difficile agire nell'ambiente idraulico senza che un intervento possa avere aspetti qualitativi e contemporaneamente quantitativi. Certo è che comunque ogni attività che viene posta in essere, anche di modifica della rete idraulica, di fatto si confronta con una conoscenza di un territorio, ritenendo che anche nella conoscenza di ciò che avviene nell'ambito della laguna di Venezia si assumono delle scelte nell'ambito del retroterra. Ecco, a proposito di Venezia, direttore, e a proposito di alluvione, ricordo che appunto a novembre volevamo organizzare una ore 12 ricordando l'alluvione del 66, poi è saltato tutto perché purtroppo quel giorno c'è stata l'alluvione e quindi abbiamo fatto una diretta proprio su questo drammatico avvenimento. Ecco, nel 66 Venezia, Firenze vennero sommerse. In questo caso, nell'alluvione recente, sono stati proprio invece i paesi dell'entroterra a subire i danni maggiori, e questo ovviamente, come diceva lei prima, ci fa riflettere proprio sulla debolezza e fragilità di posti che ritenevamo sicuri. Sì, la fragilità del nostro territorio è oggi, così come lo vediamo, è stata negli ultimi anni molto amplificata a seguito anche dell'urbanizzazione che ha subito questo la nostra regione. Noi non abbiamo mai in questi mesi cercato di puntare il dito contro qualcuno o chi aveva compiti amministrativi nella gestione per dire che l'urbanizzazione fatta è un'urbanizzazione selvaggia che ha rovinato un territorio. È un'urbanizzazione probabilmente che è servita allo sviluppo del nostro Veneto così come lo vediamo oggi. È inevitabile però che la riflessione da fare è tanta, perché i cambiamenti climatici non sono l'unico, così come abbiamo cercato di dare tutti la responsabilità, l'unico elemento che in quel momento ha procurato l'alluvione o che potrebbe comunque creare ulteriori alluvioni negli anni futuri. In realtà l'acqua che piove dal cielo è sì tanta, è sì concentrata in periodi sempre più brevi, ma è altrettanto vero che assume una velocità, non avendo più la possibilità di penetrare nei territori agricoli come era un tempo, giunge all'interno di fiumi con una velocità decuplicata rispetto a decenni scorsi. I fiumi non riescono a portarla a mare nel tempo sufficiente affinché gli alvei contengano tutta l'acqua. È inevitabile che questo può causare
come è successo inondazione. L'inondazione non trova più le campagne come nel 60, ma trova i centri abitati o le aree industriali. Ecco perché i danni sono ingentissimi. Ecco perché nell'analisi della manutenzione del territorio cominciare a mettere in sicurezza i centri abitati, cominciare a intervenire sulle grandi opere che non sono di competenza di consorzi di bonifica, premettiamolo, non è che i consorzi di bonifica si occupano dei fiumi come il Brenta, il Bacchiglione per esempio, che sono quelli che nell'alluvione sono stati interessati. Noi ci occupiamo di un reticolo idraulico che è a valle dei grandi fiumi. Però è altrettanto vero, e questo è un ragionamento che stiamo aprendo in tutte le nostre discussioni, che programmare questo non può essere fatto con un carattere emergenziale. L'emergenza all'emergenza si interviene con un'emergenza, cioè immediatamente, però il territorio va progettato. Il territorio che vediamo è stato costruito così in centinaia di anni. Non è possibile che in un anno, in 6 mesi, ristrutturiamo e ripristiniamo quello che in realtà è la messa in sicurezza di un territorio. C'è necessità sicuramente di finanziamenti, di risorse finanziarie adeguate, pluriennali, con una strategia di pianificazione del territorio. Ecco perché se nel passato forse abbiamo dialogato poco tra enti, ognuno con i propri programmi di pianificazione territoriale, oggi c'è la necessità che l'intero territorio venga visto nel suo complesso e la difesa idraulica venga letta come una delle situazioni principali, probabilmente dopo la sanità e dopo il sociale, come strategia nel pubblico a livello di risorsa finanziaria da mettere a disposizione. Non può essere messa in secondo piano a nulla oggi. Ecco, una volta appunto nel Cinquecento si facevano grandi dibattiti in città per le opere idrauliche e adesso c'è una richiesta, probabilmente qualcuno ha detto meno strade, più opere idrauliche. Voi che cosa ne pensate? Come affrontare l'emergenza? Quali segnali ha lasciato anche questa recente alluvione nelle vostre strategie? Le nostre strategie non sono poi più di tanto cambiate, nel senso che i consorzi di bonifica hanno sempre comunque lavorato in prevenzione perché noi riteniamo importante la prevenzione. Quindi sul fronte della prevenzione noi abbiamo passatemi il termine, un parco di progetti proprio fatti di comune accordo e predisposti proprio in funzione della prevenzione, che vanno dai bacini di laminazione a monte, perché poi bisogna sempre ricordare che i nostri fiumi partono da monte e arrivano a valle e molto probabilmente vanno iniziati a essere regimati a monte. Ci sono ricalibrature di argini, ci sono altri tipi idrovori in più da mettere, però l'importante è la prevenzione. Sulla prevenzione i consorzi di bonifica stanno investendo molto. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo investito risorse proprie, come dicevo prima, 100 milioni di euro all'anno in manutenzioni, e altre risorse ci sono venute dagli enti della Regione in primis, altri 200 milioni all'anno per negli ultimi 3 anni. Quindi noi abbiamo... Presidente, io fermo solo un attimo su questo elenco degli investimenti che è significativo, vorrei riprenderlo dopo. Cediamo la linea per un attimo alla pubblicità, restate con noi.